Nostro obiettivo sarà la geomappatura dei beni confiscati alle mafie in Veneto, per conoscerne l'esatto numero e la disposizione e capire dove è stato fatto un buon lavoro e dove meno. Ricerca che faremo sia visitando i siti ufficiali di amministrazioni locali e associazioni che si occupano dei beni, sia entrando in contatto con loro direttamente. I ragazzi del presidio Silvia Ruotolo di Libera Padova sostengono e aderiscono al progetto. Non per riordinare il mondo, non per rifarlo, ma per amarlo.